stata la comunità cattolica ghanese ad aprire la Festa delle Genti 2011 nella Cattedrale di Vicenza il 6 gennaio scorso. Una processione colorata, con un incedere inconsueto ed esotico, accompagnata da ritmi africani che ha subito trasformato l'atmosfera della chiesa, preparando i cuori dei fedeli presenti a vivere una celebrazione multiculturale e multietnica, come è ormai tradizione in questo giorno dell'anno. Epifania, festa delle genti, le genti che verranno al monte del Signore da Oriente e da Occidente, quindi sarà un bagno di universalità, di benevolenza e anche di imparare a vivere quotidianamente insieme questa presenza. La liturgia, presieduta da Monsignor Ludovico Furian, è stata animata da cori dei diversi gruppi di immigrati cristiani presenti in diocesi, dando vita ad una funzione religiosa che si è subito trasformata in una festa, in cui la parola di Dio è stata pronunciata in tutte le lingue del mondo. Romania, Ucraina, Filippine, Sri Lanka, Nigeria e Ghana. Tutte le comunità di immigrati cattolici, che a Vicenza contano quasi 30.000 presenze, Asia, Africa ed Europa, si sono riuniti in un solo canto di fede universale, per un giorno almeno, uno a fianco all'altro sui banchi della cattedrale. Il messaggio di fede certamente anche proprio nella pagina di Vangelo, per chi l'ha scritto alle origini, è la universalità, quello che dirà Paolo nella seconda lettura che ascolteremo oggi. Ho un segreto da dirvi, diceva Paolo, che Dio mi ha rivelato che il messaggio è per tutte le genti, per tutti i popoli. Questo è il mistero che Dio ci ha rivelato in questo giorno. Ogni comunità vestita a festa, con ornamenti caratteristici della propria cultura, ogni coro un messaggio di pace e unità, espresso in lingue differenti, ognuno con un proprio dono da portare sull'altare della fede, come accadde nella notte dei tempi con la figura dei magi. E anche questo 6 gennaio centinaia di piccoli e grandi re, senza corona ma provenienti da paesi lontani, hanno seguito la stella della loro fede. I re magi sono quelli che troviamo scritti nel Vangelo. Ora i re magi sono il segno dei popoli che si muovono e vengono a vedere il bambino, e quando hanno visto il bambino sono tornati esultanti di gioia. Noi speriamo che anche oggi, vedendo il bambino, i bambini, i nostri figli, il nostro futuro, possiamo ritornare alle nostre case con la gioia e la pace nel cuore. Noi facciamo, e sono convinto, facciamo soltanto preghiera, ma facciamo esperienza di stringerci la mano, di guardarci in volto, di entrare, di uscire, di tornare insieme e anche di mangiare insieme, perché dopo il pane dell'Eucaristia che spezzeremo, le nostre comunità in vari luoghi della nostra città e periferia si troveranno anche a condividere il pane attorno alla tavola, quella che più di altre significa la tavola del quotidiano.